che
partiamo da Chione Padova con il numero 2 Brian Arnucci, lo solo con il numero 8 Alessandro Pico.
E dai pubblico un bel applauso per le due finaliste.
Ebbene, squadre pronte per l'inizio del secondo set, primo servizio per l'Orley Treviso.
stanno rientrando le squadre in campo, si riparte dal 15-11. Se lo giudica Padova.
Rosato Servizio.
parte del servizio di Paola. Del 1-0
piacere a sistemare l'antenna, questo attacco. Tutto pronto per riprendere la prima che ha girato il parquet. Si parte dal 6 pari.
Alba.
speciale servizio nuovo intervento 17 si ripete questa parata del servizio Minciolaro
il bar Sport Caffè Tennis. Vi ricordo anche la possibilità di rivedere gli highlight e i momenti più belli, la galleria fotogrammica e il video sul sito Big Pub Veneto.
seguire la finale femminile Lucio Nicole contro West Torri.
buona serata a tutti. Inizieremo adesso con la cerimonia di premiazione e direi che possiamo aprire con un bel applauso per queste due squadre che hanno dato spettacolo in questa finale regionale. Mi sono con me, adesso cedo la parola all'assessore allo sport del comune di Strana, Luciano Figuera. Sì, buon pomeriggio a tutti, grazie per questa giornata di sport, un ringraziamento a tutti quelli che hanno organizzato, un ringraziamento anche alla DS Polisportiva di Strana che ha ospitato questo grandioso torneo. Un grazie a tutti quelli che hanno organizzato, un grazie al comitato regionale, un grazie agli arbitri e un grazie soprattutto al pubblico perché abbiamo ripreso con il pubblico in presenza numeroso, abbiamo ancora la mascherina ma ci crediamo di voler andare avanti in questa maniera. Ecco, grazie ai ragazzi, grazie ai ragazzi che hanno fatto lo sport, complimenti ai ragazzi del Treviso, so che ce n'è anche uno qui di Strana, ne ho appena detto, quindi un grazie. E siamo stati contenti di ospitare nella nostra palestra questo campionato regionale. Ecco, vi ringrazio tutti e buona continuazione. Al presidente Pino Veneto Roberto Maso. Ricambio grazie all'amministrazione comunale di Strana per l'ospitalità, alla polisportiva di Strana, al comitato territoriale Treviso 21, grazie ovviamente a tutti i ragazzi che hanno dato vita a questa finale. Oggi è anche un giorno di festa per la pallavolo veneta. Arriviamo a un terzo posto a livello nazionale dell'Under 19 del volley Treviso, quindi un grande applauso e complimenti al Veneto, complimenti alla pallavolo Padova per l'Under 19 che è arrivata al sesto posto, classificandosi tra le prime a livello nazionale. A voi un grosso in bocca al lupo per la finale a Campobasso dal 7 al 12 giugno. Ecco, porterete i colori del Veneto a livello nazionale. In bocca al lupo ragazzi. Grazie al pubblico, a tutti i genitori. Ringraziamo la presidente Pino Veneto Roberto Maso e allora possiamo procedere con la premiazione dei secondi classificati. Consegneranno i premi presidente della polisportiva GSG Strana Giacomo Micilo, che invito qui per la consegna del premio insieme a Roberto Maso. Rimane l'assessore, chiamo anche Giulia Donati, consigliere regionale, e il consigliere regionale Alessandro Tacconelli. Presenti qui per la consegna del premio, vi accompagniamo con un forte applauso. I secondi classificati, Chione rimangono qui a premiare. Adesso passiamo alla prima classificata. Anche qui voglio sentire il calore del palasport per i primi classificati ai premi regionali under 15 volley Treviso.
Vediamo, ecco qui la consegna della Coppa. Pronti naturalmente per la foto anche voi, per voi ragazzi, il bocca al lupo per la fase nazionale, campioni regionali Under 15, oggi domenica 29 maggio a Istrana, Volley Treviso! Spettacolo in questa finale. Eccoli qui, i campioni Volley Treviso. E adesso consegna il premio per l'MVP, che lo ricordiamo consegnato dalla memoria di Michele Basinato. Allora facciamo un po' di atmosfera sugli spalti, vediamo chi andrà a vincere questo MVP. E gioca nella squadra Volley Treviso il numero 6.